Eccoci mister, lo so che è una domenica di amarezza per lei, però oggi il Portogallo non ha sfigurato, dobbiamo solo recriminare che la palla non è andata dentro, tra il portiere che ha fatto due miracoli e la traversa che ci ha negato il gol, restiamo a 0 punti su questa partita. Cosa ha da dire? Niente, diciamo che ovviamente risultati in questo momento non ci sono. Chiaro non è neanche un periodo fortunato, anche perché comunque sì, anche oggi magari un pizzico di sfortuna c'è stata, però dobbiamo magari essere un po' più cattivi e niente, adesso pensiamo solo a lavorare per cercare di uscire insomma, da questa situazione, perché anche secondo me la squadra non ha fatto male oggi, però alla fine il risultato è negativo. Perché abbiamo rischiato di passare in vantaggio, una grande occasione alla fine del primo tempo, poi il secondo ce la siamo giocata. Questo fa ben sperare anche in vista di domenica prossima che troviamo la capolista, perché il Pro Venezia oggi ha vinto 5-1 il derby col Cavallino. Abbiamo i giocatori tutti a disposizione, quelli che abbiamo visto oggi, o c'è qualche infortunato perché abbiamo visto un'uscita? Tipo è uscito Grotto che sì, si è fatto male al ginocchio e poi a parte i soliti, però adesso sì, noi non dobbiamo pensare agli assenti. Io comunque sono convinto che la squadra sia attrezzata comunque per far bene indipendentemente da chi possa giocare. Niente, domenica adesso abbiamo la capolista, deve essere uno stimolo per noi per cercare di affrontarla con la giusta determinazione, la giusta concentrazione. Abbiamo visto che comunque i tifosi hanno incitato anche a fine partita. Chiudiamo con una considerazione: quanto può influire negativamente la quarta sconfitta sul morale dei ragazzi? Diciamo che ovviamente 4 sconfitte sicuramente non sono per il morale l'ideale, però è chiaro che noi l'unica maniera per cercare di risolvere questa situazione è continuare a lavorare e comunque è ovvio che non dobbiamo abbatterci, perché secondo me la squadra alla fine ha i mezzi per poter venire fuori, quindi io sono abbastanza sicuro di questo, anzi sono sicuro di questo e poi comunque approfitto anche per ringraziare i tifosi che ci sono stati vicini e sicuramente anche con loro riusciremo a venire fuori da questa situazione. Grazie mister.